proclamando-ti re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lodi noi ti esaltiamo, d'un lode un tono ti prepariamo, di un lode un trono ti prepariamo, di un lode trono ti prepariamo, perché tu, ó Signore, sei Re. Gesù, ti adoriamo, proclamando-ti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lode noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni reina, Signore, su noi. Gesù, ti adoriamo, proclamando-ti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con l'odio noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni reina, Signore, su noi. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amém? Alziamo per fare una preghiera, così diamo inizio ao culto domenicale. Amém? Preghiamo. Senhor Dio, siamo qua in questa mattina, ti vogliamo, Padre, sia presente insieme a noi, riempi il nostro cuore con gioia, Padre, che nostra lode, nostro louvore sia per te un profumo suave, Pai. Ti chiediamo e ti pediamo, rimani con noi, porta a noi il tuo Spirito Santo, è quello che ti chiediamo in questa mattina. Amém. Potete sedere? Sorella Nemesis. Pace a tutti, così è sempre una benedizione essere qui per lodare il Signore, amen. Lodiamo con la numero 14. Numero 14. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltar. Il tuo dire trasforma, ristora, rende savio e fa prosperar. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuor, di giustizia d'amore superno, d'allegrezza di pace e splendor. Parla, parla, Signore, che ascolto, col mio cuore, con tutta la fe, riguardando al glorioso tuo volto, che risplende d'amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuor, di giustizia d'amore superno, d'allegrezza di pace e splendor. Parla, parla al mio cuore, puoi dire,
Grandi cosa benigno, Signor, io son pronto disposto a obbedire la parola del grande tuo amor. Benedetto il tuo nome eterno, che tu parli a chi ascolta col cuor, di giustizia d'amore superno, d'allegrezza di pace e splendor. Gloria a Dio. Siamo pronti per ascoltare quello che Dio ha per noi, amen. Continuiamo con la numero 160. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signor, doni per noi consolanti, pegni del suo grande amor, piogge abbondanti, piogge de spirito vogliam, stili di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti, che cambiar possano i cuor. Piogge abbondanti, piogge de spirito vogliam, stile di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Benedizioni abbondanti possano adesso cader, mentre preghiamo anellanti e a te vogliamo i pensier. Piogge abbondanti, piogge de spirito vogliam, stili di grazia già abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Aleluya. Lo diamo con la numero 526. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amor, Ei solo ci ama, ci comprende e ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo, per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù
dolce calma, Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amor. Gloria a Dio. Pace a tutti. Amém. Volevo dire ai fratelli che i pastori non c'è perché lui è andato a Lenhago. Amém? Ma la prossima settimana lui sarà qua. E la prossima domenica è Santa Cena. Amém? Io volevo lasciare un versito a voi prima di passare l'opportunità agli altri fratelli. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22. E prosseguendo il cammino, vide due altri fratelli, Giacomo, e figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, nella barca con Zebedeo, loro padre, i quali risettavano le reti, e li chiamò, ed essi, lasciati prontamente la barca e il padre loro, e lo seguirono. Amém? Anche Mateus capítulo 9, versículo 9. Pois Jesus, passando altre, vide o uomo que se sedeva al banco del imposte, e chiamato Mateus, ele disse, segue-me. E ele, alçando-se, lo seguì. Amém? E Gesù è chiamato questi discepoli e prontamente loro si hanno alzato e seguirono Gesù, senza fare nessuna domanda, senza guardare indietro, appena alzato e seguirono a Gesù. La domanda che faccio questa mattina a voi e a me stesso è: se Gesù chiamasse noi, saremo pronti a seguire fino alla fine? Perché sappiamo che la fine di questi apostoli, che dopo sono diventati apostoli, sono messi alla morte in nome di Gesù, per il nome di Gesù. La domanda che faccio a voi è: sareste pronti a morire per la parola di Dio? Sarete pronti a servire a Gesù fino alla morte? Mettiamo questo in pensieri. Siamo in pochi oggi, ma serviamo a Gesù con tutti i nostri cuori. Amém? Volevo invitare il fratello Michel, così lui può dare una testimonianza, ringraziare a Dio come Dio ha messo il suo cuore. Amém? E dopo il fratello, ho dimenticato il suo nome, Sandro. Amém, fratelli? Pace a tutti. Amén. Bueno, un po' con lo che stava parlando il fratello Wallace, il diacono, come il Signore Gesù ha chiamato a suoi discepoli, vero? Di come loro erano nella sua vita prima di conoscere Dio, e il Signore Gesù ha visto il suo cuore e vi chiama.
e noi possiamo vedere lì la misericordia, la grazia di Dio. Perché se noi oggi siamo qua è per la grazia e la misericordia di Dio. Nessuno di noi meritava o merita questo tempo. Nessuno di noi. Noi vediamo Matteo, Giacomo, Giovanni, Pietro, Andrea, tutti i discepoli che il Signore ha chiamato. Loro avevano una vita, no? Senza conoscere Dio. Allo meglio un'idea di un Dio, di una religione. Ma quando Gesù va a trovare a loro, Gesù si rivela di una maniera speciale nel cuore di loro, no? E certo lo che dice la parola che il Signore ci chiama per nostro nome, per il nostro nome, no? E io solo un po', non lo so, complementare con lo che il fratello ha parlato adesso. Chi era Matteo? Matteo era un pubblicano. Matteo era, per i giudei, Matteo era considerato un uomo traditore della patria. Matteo lavorava per i romani, perché il lavoro che lui aveva era un lavoro in servizio ai romani. E i giudei disprezzavano queste persone, odiavano queste persone. Ma Gesù non ci guarda con quello che, come noi possiamo molte volte sbagliare, no? Gesù vede il cuore, vede la necessità. Gesù sa chi era questo uomo, Matteo, però Gesù lo chiama, no? Matteo lo chiama per suo nome, Matteo, seguimi. E noi possiamo vedere che alzatosi dice lo seguì. Noi dobbiamo essere pronti a ascoltare la voce di Dio quando parla al nostro cuore, lo che un poco diceva il fratello qua, che noi dobbiamo essere pronti a ascoltare quando Dio ci sta chiamando, a non chiudere il nostro cuore, perché è per la grazia di Dio che noi oggi siamo qua. Lui ci ha dato il perdono, ci ha dato la salvezza, ci ha dato le promesse, un'eredità qui in terra e in cielo. La parola stessa parla della benedizione che noi abbiamo in cielo, vero? Però non solo in cielo, che noi abbiamo tutte le cose in Cristo Gesù in cielo, ma qui in terra. Per lo quale noi dobbiamo vivere per la sua gloria, per dare gloria a Dio con ogni fatto della nostra vita. Perché noi possiamo vedere che bello, come Gesù chiama i peccatori, ma la nostra vita in realtà deve avere un cambio. Perché qui questo uomo che era disprezzato, il Signore ha fatto un cambio nel cuore di questo uomo, no? E hay una parte en la Biblia, no me ricordo, dice si tu madre, su tu padre, no? Te buttarono via, non mi ricordo bene. E il Signore dice, io te raccoglierò, no? Io te prenderò a te, no?
perché il Signore ha dato una promessa, no? Di che Él mai ci lascerà, mai ci abbandonerà, vero? È la promessa che noi abbiamo da parte da Dio, no? E io credo che questa promessa, questo uomo l'ha accettato perché per essere pubblicano, per finire, un pubblicano per la sua famiglia era come una persona che era morta. Diciamo, quando uno era pubblicano e uno andava a chiedere ai suoi genitori: e che è tuo figlio? I genitori dicevano che no, mio figlio è morto. Portanto era pubblicano, no? Però Gesù, almeno Matteo, era disprezzato per sua famiglia. Era disprezzato non soltanto per sua famiglia, sino per i giudei. Era disprezzato per tutte le persone perché era un traditore della patria, ma Gesù, quella parte molto importante che mi chiama molto l'attenzione, Gesù lo ha chiamato per la sua grazia, per la sua misericordia. Non lo meritava, come ognuno di noi non meritava l'amore di Dio, ma Dio è così come mostra il suo amore. Bueno, era un po'. Amém? Dio non rigetta un cuore ripentito. Amém? Se te nel tuo cuore desidera adorare Dio con tutto il cuore, Lui non rigetterà te mai più. Amém? Que nostro cuore possa essere gioioso in gioire con la presenza di Dio. Amém? Dobbiamo essere gioioso perché siamo nella presenza del Dio Altissimo. Fratello Sandro. La grazia e pace tutto, amen. C'è qualcuno oggi o sono solo? Con la grazia e pace del Signore, amen? Amen. Ma è interessante che sembra, quando lo Spirito del Signore parla con noi, è interessante che io ho una preparazione da tanto tempo che parla di quale voce ti ascolta. Ci sono due voci nella Bibbia, che una ci porta alla morte e una ci porta alla vita. Due fatti interessanti. Uno è quando si comincia il libro di Genesi, qualunque può aprire, sarebbe Genesi 3:1, che c'è un animale astuto nel giardino che direziona a una persona e dice: mangiati, non fa niente. Però Dio aveva avvertito a questa persona di non mangiare, e lei ha detto: prova che è buono, prova. E lei ha detto no, Dio ha detto di no, ma provati che è buono. Questa è una voce. Che è successo? È morto. Quella persona è morta per Cristo, per Dio. Dio in quel momento distanziò di questa persona, lasciò a gloria non partecipare da quella persona, e ha toccato a creare una redenzione. L'ha rivestito con la pelle di un cordeiro. Però c'è una seconda voce di una persona che ha già passato 3 giorni, puzzava, però c'era qualcosa di interessante che ostruiva l'arrivo della voce del Signore. Però prima che arrivasse lì c'era un fatto interessante, che quando Gesù arrivò a questa famiglia, che c'era questo momento di lutto: dove è mio amico? Se tu eri qui, lui non era morto. E lui pianto perché lui ha sentito il dolore di tutto quello lì, convolto. Ma dove è lui? Signore, è là, andiamo. Però c'era una pietra e Gesù ha detto: rimuove la pietra. E una voce entrò in quell'ambiente con il suo nome,
Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro è venuto, vivo. Era morto e è tornato in vita. Quello là era vivo e si è morto. A quello che ha rivestito nel giardino uomo per tornare in vita è lo stesso che chiamò Lazzaro a vita. E oggi vedo che tutta la mensagem sta tornando a questa, ascoltare, sentire la parola del Signore. Io penso che oggi sarà un giorno che noi dobbiamo ascoltare non solo poca parola, ma la parola del Signore. Lascia il mondo, lascia quello che dica il mondo fuori. Il Signore è con noi. Ringrazio per l'opportunità. In nome di Gesù, amen. Ora invito la sorella Nemesis, anche lei vuole lasciare una cosa da parte di Dio per la Chiesa, amen? E dopo invito anche il fratello Rick a fare una preghiera per noi. Loro sono stati lì a Monte Cerboli tutta la settimana, loro sono pieni della gloria di Dio, amen? Io ho domandato tutta la settimana se loro predicavano per noi e per la Chiesa. E loro hanno detto che predicavano per noi e per la Chiesa, amen? Ha predicato per me, per la Neuma, per la Nemesis, per Abi, per Sandro, amen? Loro hanno pregato per tutti noi, anche per Michel e anche per i bambini, ossia per tutta la Chiesa, amen? Sorella Nemesis. Dio è meraviglioso, fratelli. Io sono veramente convinta che Dio sempre c'è qualcosa di speciale per ognuno di noi. Lo importante è, come diceva il fratello, ascoltare. Io sono venuta anche questa mattina con quella lode che diceva Jonathan. Che numero è? Parla, Signore, ascolto, parla, Signore, perché io voglio ascoltare quello che tu ce l'hai per me. Io sento, fratelli, che questo è un desiderio che noi dobbiamo avere nel cuore. Signore, io voglio ascoltare, perché io voglio obbedire quello che tu mi stai parlando, amen? Io voglio leggere nel libro di Atti, nel versetto 25 del capitolo 16, sono 2 versetti. Questo brano che leggo oggi, voglio dire che per me è stato un rifugio veramente di Dio in una epoca della mia vita. Questo Dio mi ha parlato tanto, ma ieri per la sera quando ho pregato, Dio mi ha ritornato qui. Voglio leggere. Leggo in spagnolo perché la mia Biblia è in spagnolo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dio. Tutti conosciamo questa storia quando Pablo era in carcere, dice la parola che erano nel calabozo più buio, quello più profondo, ma la speranza di loro non era quello che guardavano, la speranza di loro era in Gesù. Dice la parola che loro stavano lodando, stavano pregando. E ieri per la sera io stavo pregando. Nessuno ha toccato questo, ma io voglio dire, dobbiamo come Chiesa gioire con quello che gioisce, riallegrarsi con quello che è allegre e piangere con quello che piange. Io adesso ce l'ho il mio cuore in pianto completo per quello che è successo in Venezuela. Io piango, fratelli. Ieri ho pregato ieri per la sera fortemente per questa situazione e Dio mi ha mandato qui
perché ci sono tante volte che Dio fa praticamente una catastrofe, ma abbiamo un Dio con uno scopo grande per ognuno di noi. Dio è lo stesso Dio che noi abbiamo qui, è lo stesso Dio in Venezuela. Lo stesso Dio che ha fatto che Paolo era in carcere con Sila e ha risposto con un terremoto grande che praticamente era una catastrofe, è lo stesso Dio che è arrivato di là in quella Venezuela. E Dio ha dato permesso di arrivare anche a questo terremoto di là, perché a volte sembra che una catastrofe, c'è bisogno di questa catastrofe nella nostra vita per ascoltare. C'è bisogno di una catastrofe nella nostra vita, perché se voi leggete per bene questi due versetti che abbiamo letto, dice la parola che questo terremoto, questo tremore grande ha fatto cosa? Aprire le porte chiuse. E è così come arriva il Signore. A volte arriva con questo tremore per aprire le porte chiuse, per spezzare quelle catene che sono lì, quelle catene che sono lì, che sembrano che nessuno può riuscire a aprire queste catene. Dio lo fa, e Dio lo fa tante volte con un tremore così come questo. Ieri che pregava Dio mi faceva sentire nel mio cuore che in tutta questa catastrofe in Venezuela aveva bisogno di questo tremore grande, di questo terremoto, per aprire tante porte chiuse, per spezzare catene, perché di quella catastrofe Dio alzerà tanti chiamati per servire. Di questa catastrofe io so che Dio alzerà profeti in quella Venezuela, alzerà pastori, alzerà tutte quelle famiglie che non volevano ascoltare, oggi ascoltano. Tutti quei cuori duri, tutto quello orecchio chiuso, Dio sensibilizza lì, perché c'è bisogno a volte di questo tremore per arrivare. Gloria a Dio per quelli che sono lì e che hanno a Dio nel cuore. Sai perché? Quello hanno un rifugio, hanno una speranza, hanno salvezza già. E sappiamo che tutti quelli che sono morti con Cristo non c'è perdita, nessuno è perso. Quello è un guadagno, ma le vite che sono andate via di questo mondo senza Cristo, quello è il problema. Quello è il problema grande. Ma io so che ce l'ho un Dio di scopo grande e ce l'ho un Dio che ascolta il suo popolo, non solo di là, anche intorno al mondo, per quello che è successo. Perché quello che è successo lì, fratelli, è un esempio per noi. Non dobbiamo aspettare un tremore così grande nella nostra casa per ascoltare cosa? Il chiamato che Dio fa a ognuno di noi. Dio ha fatto un chiamato ai suoi apostoli. Dio ha fatto un chiamato a ognuno di noi. Non dobbiamo aspettare che succeda una catastrofe nella nostra vita per alzarci. E se arriva, tenete in conto che questo Dio di scopo grande, questo Dio di amore che noi abbiamo, ha tutto sotto il controllo. Amen. Era questo che volevo condividere, perché io ho sentito molto forte nel mio cuore chiedere alla Chiesa preghiera per i nostri fratelli che sono di là in Venezuela e per quelli che ancora non sono nostri fratelli, ma Dio ha una cosa speciale per ognuno di loro, per tutte quelle famiglie che saranno visitati con lo Spirito Santo per liberazione, che la salvezza arriverà di là in quella Venezuela. Nel nome di Gesù, io lo credo e voi dovete credere, perché è questo il nostro chiamato, pregare per quelli che ancora non conoscono Dio. Ma io so
che una cosa grande succederà in questa Venezuela. E dopo ascolteremo profeti, pastori, famiglie, tanti testimoni gloriosi per la gloria e onra del Signore. Gloria a Dio. Pace a tutti. Fratello Rick, puoi fare una preghiera per noi, per la Venezuela, per l'Italia, per il Brasile, per il Congo, per il Perù, per tutti i paesi del mondo. Amen. E anche per la Chiesa e anche per tutti i fratelli. Pace alla Chiesa del Signore. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per l'opportunità che tu ci hai dato di essere qui, nella tua presenza, Signore, per questo momento, Signore, per cercare la tua faccia, per cercare il tuo volto, Signore. Mi ricordo quando leggevo questo brano della scrittura in Genesi 15, dove hai detto ad Abramo di fare questo rituale e poi ti sei passato tramite questi sacrifici e hai parlato ad Abramo. E il senso di tutto questo era che tu sei colui che ha detto quello che deve essere, Signore. E questa cosa l'hai ancora fatto alla croce, Signore. Non hai mai avuto bisogno di noi, ma hai mandato il tuo Figlio Gesù Cristo affinché noi, essendo sottomessi a Lui, possiamo avere la vita, possiamo vincere su tutte le cose, su tutti gli attacchi del nemico, su tutte le cose nel mondo spirituale. Signore, tu ci hai lasciato la potenza, tu ci hai lasciato il sangue potente che noi possiamo mettere sulle stipe dei nostri cuori e delle nostre vite, affinché noi possiamo essere vincitori su tutto, Signore. Allora, Signore, mediante questo sacrificio, non con la mia forza, non con la mia intelligenza, non con la mia saggezza, ma mediante lo Spirito, mediante il sacrificio della croce, mediante la potenza che tu ci hai lasciato, mediante tutte le benedizioni che tu ci hai lasciato sul mondo, nello spirituale. La Bibbia dice che Gesù ha ricevuto il nome alzato al di sopra di tutto, al di sopra del mare, al di sopra della terra, al di sopra del cielo, al di sopra di tutti gli dei. Gesù ha ricevuto questo nome e nel nome di Gesù io comincio a dichiarare, Signore, una nuova apertura per tutti questi fratelli, tutte queste sorelle di Venezuela, Signore. Noi dichiariamo una ricostruzione, Signore, un rinfresco spirituale, Signore, nel nome di Gesù. Noi dichiariamo il sangue tuo che rinfresca, che ripristina, che ristruttura, Signore. Che ci sia una ristrutturazione, Signore, come lo vuoi tu, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Dichiariamo il nome tuo, Signore, su tutti i fratelli della Chiesa del Signore qui in Italia, Signore. Non soltanto della Chiesa Ciadamiti, Signore, ma della Chiesa tua, Signore, affinché ci sia un risveglio spirituale, Signore. Signore, dichiaro, Signore, alleluia, dichiaro, Signore, la potenza del nome tuo su tutte le vite che sembrano oscurate, Signore, su tutti i fratelli che non sanno che tu hai una chiamata per loro, su tutte le sorelle che non sanno che tu stai chiamando a loro, ai loro cuori, Signore. Padre, che può impedire te, Signore, di esercitare la tua volontà? Mi ricordo, Signore, che i figli di Israele, nonostante quando pensavano che il mare rosso era non c'era una strada, Signore, tu sei stato il Dio che ha fatto una strada, e oggi, Signore, mediante Gesù hai fatto una strada per questi fratelli che non ti conoscono, hai fatto una strada verso il Padre per queste sorelle che non ti conoscono, e noi sgridiamo il nome tuo, Signore, affinché tu possa agire, Signore, affinché tu possa rompere le catene, Signore. Mi ricordo di questo versetto nel Luca 4 versetto 18, dice: lo Spirito di Dio è su di me, perciò mi ha unto per annunciare il Vangelo, per liberare che sono nelle prigioni, per rendere il recupero della vista ai ciechi, alleluia,
alleluia, per annunciare l'anno accettevole del Signore. E in quest'anno noi stiamo per annunciare il sacrificio di Gesù. Nonostante, Signore, le difficoltà, nonostante, Signore, Padre, io mi ricordo che Paolo, nonostante le difficoltà, ha potuto vincere, Signore. Ha annunciato il Vangelo in Asia, in Europa o dappertutto, Signore. E noi crediamo non con le nostre forze, non su di noi, ma sul tuo sangue potente, che possa ristrutturare, che possa ripristinare, che possa ristorare, Signore. Adesso in questo istante, Signore, sto dichiarando, Signore, un rinfresco spirituale anche per i fratelli di questa chiesa, Signore, per coloro che si sono raffreddati, Signore. Nel nome di Gesù dichiaro un rinfresco spirituale, dichiaro una ristrutturazione, Signore. Dichiaro, Signore, che tutto ciò che l'enemico ha preparato possa essere cancellato nel nome di Gesù, che le frecce del nemico possano essere cancellate nel nome di Gesù. Mi ricordo che il giorno della Pasqua i giudei hanno preso il sangue dell'agnello, hanno messo sulle stipe delle loro porte, e oggi noi mettiamo il sangue tuo che è potente, in eterno. Oh Signore, dichiariamo questo sangue nelle nostre chiese, che sia a Montecervoli, che sia a Legnago, dappertutto, in tutte le basi missionarie, affinché la tua vittoria sulle cose del diavolo sia manifestato, Signore, affinché la tua vittoria, Signore, sugli attacchi del diavolo sia manifestata, Signore, nel nome di Gesù. Signore, ti do tutti i fratelli, tutte le sorelle, coloro che sono qui, anche coloro che non sono venuti, coloro che servono, Signore. Oh Padre, tu sai, oh, meglio di noi, che non è facile, Padre, ma mediante il sangue di Gesù dacci un rinfresco, una forza che è più delle vitamine di questo mondo, che è più del magnesio, che è più di tutte altre cose che ci possa dare una forza. Il sangue tuo ci possa ristrutturare, che il sangue tuo possa rinnovare ogni fratello, ogni sorella che sembra stancato, che sembra debole, Signore. Che il sangue tuo ci possa dare la forza di andare avanti, di fare di più, di cercare ancora il tuo volto, Signore, affinché noi possiamo servire per bene. Che il sangue tuo ti possa dare l'umiltà per sottomerci alla tua parola, l'umiltà per servire, come Paolo diceva alla chiesa di Efeso: io ho servito il Signore con umiltà. Che l'umiltà ci possa prendere, affinché noi possiamo abbassarsi e servire a te, Signore, come lo vuoi, non come i nostri cuori lo vuoi. Ti prego, Signore, di dare una forza, ancora una potenza al pastore, nonostante, Signore, le difficoltà. Da una forza a lui, ai diaconi, che sia Wallace, che sia Remo, che sia tutti i diaconi, in tutte le basi missionarie, Signore, a Legnago, dappertutto, a Montecervoli, Signore, dove siamo stati. Io non dimentico, Signore, gli abitanti di Montecervoli, Signore. Conosci tutto ciò che abbiamo visto lì, e io credo, Signore, nel nome tuo che è potente, che possa rompere ogni catena, che possa rompere ogni barriera, Signore. Io credo nella tua potenza, Signore. Manifestati a Montecervoli, dà la forza a Giamili, al pastore Marco, alla Denisa, a tutti coloro che servono lì per servire, per portare questo proposito, oh, Signore, perché mi ricordo che Zorobabel non aveva la forza, ma è stato tu a dargli la forza per costruire il Tempio. E della stessa maniera che Zorobabel ha finito di costruire il Tempio, dalla stessa forza, Signore, ai missionari che sono lì per vincere, per portare questo proposito avanti, Signore. Ci sono tante cose da dire, Signore, ma te sai meglio di me quello che deve essere, allora che sia come lo vuoi tu, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedere, fratelli. Io volevo invitare tutti gli uomini a cantare insieme a noi. Amen? Emiliano e astronauta, come dice il pastore, Sandro, Jonathan, Michel. Jonathan? No, si fa dopo. Vai. Quale inno cantiamo? Quale inno cantiamo? C'è uno che scegliete voi o no? 26? Allora cantiamo i 26. Viva Cristo? È più facile. Più facile. Vai lì con lui a cantare insieme, vai.
Cantiamo. Viva Cristo. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita dopo e morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli sono benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lode di qua giù. Viva Cristo, alto dei santi, in cui vivo e vivono tutti quanti, gli eletti benedetti dall'Eterno suo Evangelo. Alleluia. Amém. Grazie a tutti. Volevo invitare la sorella Nemesis e anche i bambini e anche la professoressa oggi che sarà da Cristia, sarà la Esther, la professoressa. Quindi invito tutti i bambini a venire qua davanti, così anche i bambini possano cantare un inno di lode. E invito anche la sorella Nemesis a fare una preghiera e cantare insieme con i bambini. Amém? E facciamo anche l'offerta, amém? Fratello Jonathan, per favore. Preghiamo. Grazie Signore, tu sei meraviglioso e dai l'opportunità di poter essere qui con questi bambini, Signore, che tu hai benedetto questa chiesa, Signore amato. Chiediamo per ognuno di loro, Signore, anche per quelli che sono rimasti a casa oggi, Signore, che non sono riusciti a essere qui con noi. Preghiamo anche per loro, Signore. Usa, Signore, la vita di Esther. Usa le sue labbra oggi per insegnare a questi bambini. Ti chiediamo anche per quell'offerta, Signore. Tu sai, Padre, il bisogno, Signore, della Chiesa, anche il bisogno di ogni famiglia, Signore. Benedice grandemente nel nome di Gesù. Amen. Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, lo sento dentro me. Sono certo che Egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò. Alleluia! Quando i cieli si apriranno, oh che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Amém. Aleluia. Dio è vivente, amém? Amém? Ora volevo lasciare la parola ai miei fratelli. Amém? Che la mia parola sia da parte di Dio. Che lo Spirito Santo possa me usare in questa mattina
a lasciare la parola di Dio a voi e anche a me stesso. Amém? Amém, fratelli? Amém. Senhor Dio, ti chiedo in questa mattina, usami conforme la sua volontà, che la mia parola seja data, che la mia parola sia data da te, ó Padre, che non sia io a parlare, ma che sia tu Spirito Santo a parlare attraverso di me. È quello che ti chiedo. Amém. Amém? Io volevo leggere un'altra volta quello che ho letto in questa mattina, per dopo passare a quello, la predica di questa mattina. Amém? Leggiamo Matteo 4,18, capitolo 4, versículo 18. E dopo Matteo 4, 21 e 22. Abbiamo letto in questa mattina, ma voglio leggere un'altra volta. Amém? Matteo capítulo 4, versículo 18. Or, Gesù caminhando lungo ai mari della Galileia, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea il suo fratello, a quali gettavano la rete nel mare, perché erano pescatori, e disse loro: seguitemi, e io vi farò pescatori di uomini. Matteo 4, 21 e 22. Matteo 4, 21 e 22. E voi avete udito e fu dito che uscite 5 uscirà. No. Vediamo Matteo 9, 9, quello che ho detto questa mattina. Capitolo 9, versículo 9. Amém? Pois Jesus, passando altro, vide um homem que sedeva al banco delle imposte e chiamato Matteo. Ele disse: segue-me. E ele, alçando-se, lo seguì. Amém? Ora, volevo leggere quello che voglio predicare. Amém? Apriamo le nostre Bibbie a Luca. E volevo invitare la Chiesa a leggere con me. Luca 9, versículo 57 fino a 62. Amém? Possiamo leggere insieme? Luca capítulo 9, versículo 57 fino a 62. Amém? Possiamo leggere? Or, avvenne che mentre camminavo per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò davunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno le tane e gli uccelli dei cieli dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove possa riposare il capo. Poi Gesù disse a un altro: seguimi. Ma quegli rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire il mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vada a annunziare il reino di Dio. Ancora Gesù disse a un altro: Signore, io ti seguirò, ma permettermi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la sua mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto per il reino di Dio. Potete sedere, fratelli?
Vediamo qua che nella parola di Dio Gesù, il primo voleva servire a Gesù, però di forma sbagliata. Dopo Gesù ha chiamato un altro, lui ha detto aspetta. E dopo un altro ha detto io ti seguirò, ma lascia fare le mie cose prima. Amen. E primo, ora avvenne che mentre camminava per la via, qualcuno lhe disse, Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Questi qua, se leggiamo in Matteo 8, 19 e 22, non era un qualsiasi. Lui era um escriba. Lui sapeva ensinar a legge. Lui copiava il Velho Testamento alle sue mani. Lui aveva nelle sinagoga i primi posti. Lui sedeva davanti a tutti. Loro lì aveva la vestimenta, questi aveva la vestimenta bella. Non era come gli altri discepoli di Gesù. Amém? Loro avevano il rispetto, avevano i primi posti, sembravano santi, amavano essere chiamati di mestre. Ma Gesù, conoscendo il suo cuore, Gesù, conoscendo il suo desiderio, Gesù, nel versetto 58, dice quello che ha detto. Ossia, dobbiamo servire a Jesus Cristo com il cuore, não com interesse, não com o interesse oculto, amém? Questi voleva servire a Jesus, ma voleva servire a Jesus, ma per il suo proprio ego, per il suo proprio essere. Não voleva servire a Jesus de forma nobre, de forma justa. Lui voleva servire a Jesus per essere onorato. Lui voleva onore, perché lì nella sinagoga lui era chiamato di Rabi, mestre. Amém? E Jesus, conoscendo il suo cuore, dice, mas Jesus lhe disse, le volpi hanno le tane, e gli uccello dei cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove possa riposare il suo capo. Lui era importante, lui voleva onore, aspettava um onore em cambio da parte de Jesus. Ou seja, se lui era um escriba, hoje ci sono delle chiese, se quello è abbastanza studiato, se ha abbastanza conoscenza della parola di Dio, anche se non ha Dio nel cuore, lui viene qua davanti, parla bene, ma senza Dio nel cuore. Ma Dio cerca quelli che ha il desiderio vero nel cuore. E quando lui dice, Signore, io ti seguirò, davanti vado. E Jesus ha detto, no, io voglio un cuore gioioso, io voglio un cuore sincero, perché le volpi hanno delle tane e o cielo dei nidi, ma il figlio d'uomo, il figlio di Dio, non ha dove possa riposare il capo. Amém? Dobbiamo servire a Dio con gioia, con sincerità, con un cuore pieno. Amém? Aleluia. Dio è buono, fratello. Dio conosce il nostro cuore. Amém? E Gesù mette in guardia cosa riguardo agli scribi. Apriamo le nostre Bibbie in Matteo 23, capitolo 23, versículo 1 fino a 7. Matteo 23, versículo 1 fino a 7. Guarda cosa Gesù dice dei farisei non degli scriba. 23, 1 a 7.
Allora Gesù parlò alla folle e ai suoi discepoli, dicendo: gli scribi e i farisei sedano sulla cattedra di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di osservare, ma non fate come essi fanno, perché dicono, ma non fanno. Legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neppure con un dito. Fanno tutte loro opere per essere ammirati dagli uomini, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei loro vestiti, amano i posti di onore, nei conviti e nei primi posti delle sinagoghe, anche in salute nella piazza, di sentirsi chiamati dagli uomini Rabi, Rabi. Amém? Gesù conosceva i cuori di quelli scriba. Amém? Non possiamo ingannare a Dio, ragazzi, fratelli, non possiamo ingannare a Dio. Dobbiamo servire a Gesù in sincerità. Amém? Il nostro cuore deve essere sincero davanti a Dio. Non dobbiamo venire qua in chiesa per dire: io sono un diacono, io sono un leader dei giovani, io sono una direttrice delle sorelle, io sono un presbítero, io sono un pastore, se il nostro cuore è lontano da Dio. Dobbiamo essere presenti con un cuore pieno, un cuore gioioso davanti a Dio, perché Dio conosce il nostro cuore. Amém? Dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere fedeli alla parola di Dio. La domanda di oggi è: dove è il tuo cuore qua in questa mattina? È da un'altra parte o è per adorare a Dio? Amém? Siamo qua in questa mattina, come dice i pastori, abbiamo sprecato la domenica come dice il mondo, ma no, siamo qua per gioire con quelli che gioiano, come dice la sorella Nemesis. Siamo qua per soffrire con quelli che soffrono. Siamo qua per adorare il vero Dio. Amém? Alleluia. Dio conosce il nostro cuore, sa quelli che vuole servire veramente. Possiamo mentire uno fra gli altri, ma Dio conosce il nostro cuore. Sa che per servire senza riserva, Lui lo sa che è qua per servire Lui senza riserva. Servite a Dio, fratelli, senza riserva. Siete qua in questa mattina che il vostro cuore brucia pelo Spirito Santo di Dio. Sentite la parola di Dio, sentite lo Spirito Santo di Dio nelle vostre vite. Perché è quello che possiamo fare oggi, fratelli, servire a Dio con gioia. Dobbiamo servire a Dio con gioia. Alleluia. Oggi Lui vuole un cuore sincero, un cuore umile per adorare a Lui. Amém? Davide, fratello, tutti noi conosciamo la storia di Davide. Davide, quando ha peccato con Betseba, amém? È venuto Natan, ha contato una storia a lui delle pecore. E lui si alzò e ha riconosciuto il suo peccato. Leggiamo 2 Samuele. 2 Samuele 12, da 1 fino a 7. Quando Natan, il profeta Natan, è andato da Davide. Poi l'Eterno mandò a Davide Natan. E Natan andò da lui e gli disse: vierono 2 uomini nella stessa città,
um rico e um altro povero. Il rico aveva un grande numero di greggi e di mandri, ma il povero aveva nulla, senão um piccolo agnello, e egli aveva comprato e nutrito, e esse era cresciuto insieme a lui e a suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua copa e dormendo sul suo seno. E era per lui come una figlia. E viandante giunse a casa dell'uomo ricco, questi rifiutò di prendere da suo gregge e da sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnella di quel povero e fece preparare pell'uomo venuto da lui. Allora la ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natã: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questa merita la morte. Egli pagherà 4 volte il valore degli anella per avere fatto tale cosa e non avere avuto pietà. Allora Natã gli disse a Davide: tu sei quello homem. Amém? Davide non era perfetto, fratello. Come possiamo vedere, lui è sbagliato. Però lui subito riconosce il suo peccato e chiese perdono a Dio. Quando pecchiamo, fratelli, dobbiamo chiedere subito il perdono di Dio, perché Dio non getta un cuore ripentito. Amém? Leggiamo Salmi 51, così capirete quello che voglio dire. Salmi 51. Questa è la confessione del peccato di Davide. Amém? Guarda cosa Davide dice. Abba pietà di me, ó Dio, segundo la tua benignità, segundo la tua grande compassione, cancelli i miei manifasti. Lava-me completamente della mia iniquità, purifica il mio peccato, perché riconosci i miei manifasti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché sia riconosciuto giusto quando parli e puri quando giudici. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che si reside nell'intimo e mi insegna la sapienza nel segreto dei cuori. Purifica-mi, ó Dio, com isopo, e io sarò mudo. Lava-me, e sarò più bianco della neve. Amém? Davide ha peccato. Noi pecchiamo. Però c'è uno che è giusto e santo per perdonare il nostro peccato. L'uomo secondo il cuore di Dio non aveva paura di perdere tutto che ciò. Ossia, il primo uomo scriba voleva la gioia, voleva l'onore, voleva la gloria. Davide era un re. Hai peccato? Sì, hai peccato. Ma lui c'era una cosa più importante di essere re. Lui aveva un cuore umile, un cuore sincero. E quando Dio ha detto: vá dali da casa di Jessé e prende uno che lui sarà secondo il mio cuore,
Nel Salmo, Davide spiega questo. Non gettarmi della sua presenza, non togliermi il suo Spirito Santo, rendimi la gioia della sua salvezza e sostienimi con il suo Spirito volenteroso. Gesù vuole un cuore volenteroso, un cuore gioioso, non un cuore finto. Lui lo sa che te sei dentro. Lui lo sa che siamo dentro, fratelli. Quel scriba lì voleva ingannare Gesù, ma Gesù è Dio. Ha detto: no, vuoi servirmi o vuoi essere servito? Vuoi servire a Gesù o vuoi essere servito? Serviamo a Gesù, ragazzi. Serviamo a Gesù com cuore puro, reto, davanti a Gesù Cristo. Pecchiamo, siamo esseri umani. Io pecco, siamo fatti nel peccato, come ha detto Davide. Nel peccato sono concepito e fino alla mia morte sarò peccatore. Ma è qua che Dio ti guarda. È qua. Oggi Lui sonda ogni cuore e cerca qua i veri adoratori. Che possiamo essere in questa mattina dei veri adoratori, che possiamo predicare la parola di Dio con gioia. Alleluia. 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 Che possiamo servire a Gesù con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutti i pensieri, con le nostre forze, con le nostre salute, con le nostre debolezze. Amém? Serviamo a Lui. E dopo Gesù dice a un altro: seguimi. Ma quelli rispose: Signore, permette-mi di andare a seppellire il mio padre. Non è che suo padre stava morendo, non è che suo padre era morto. Lui voleva la eredità di suo padre. Lui in quel momento lì stava dicendo a Gesù: lasciami andare dai miei e prendere la mia eredità. Dopo facendo questo, vengo da te e ti servirò. Amém? Lui voleva la garanzia di soldini per questo mondo. Anche noi vogliamo la garanzia, no? Ma per seguire Gesù, in quel momento lì, doveva fare come i primi apostoli, il primo discepolo che Gesù ha chiamato. Lascia tutto e seguire a Gesù. Ma questi non hanno fatto così. Amém? Lui voleva la garanzia di avere qualcosa di materiale, una garanzia per questo mondo in cui viviamo. Fratelli, non accettare le cose di questo mondo. Non accettare le cose di questo mondo, perché dice la parola di Dio: dove è il tuo cuore, lì sarà il tuo Dio. Amém? Dobbiamo lavorare, studiare,
conquistare, guadagnare i soldini, ma dobbiamo fare come Giobbe. Cosa Giobbe ha detto? Giobbe, capitolo 1. Mi fai trovare qua un attimino. Giobbe, capitolo 1, versetto 20, 21 e 22. Amém? Allora Giobbe si alzò, si strazzò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: nudo uscito dal grembo della mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno mi ha dato, l'Eterno mi ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Giobbe non aveva un cuore in questo mondo. Giobbe aveva il cuore in Dio. Amém? E Dio lo stesso ha dato a testemunho in cielo di Giobbe. Quando Satana era lì, Dio ha chiamato Satana: cosa fai? Io sono a circondare la terra e a passeggiare su ela. E Dio ha detto: hai visto il mio servo Giobbe? E Satana ha detto: ma tutto ciò che lui c'è, te lo dai? E Dio ha detto: vai, tocca in lui, tocca nei tuoi beni, tocca nella tua carne e vediamo cosa succede. E Satana tolse i suoi figli, tolse i suoi beni, tolse tutto ciò che lui aveva. E Satana toccò anche nel suo corpo. È messo in lui la lepra. Eppure Giobbe non apre la bocca per peccare contro Dio. Giobbe aveva un cuore fissato in Dio. Amém? Que possiamo avere un cuore, fratelli, fissato in Dio. Immaginatevi, perdete i figli, perdete i tuoi beni, il tuo corpo si riempie di lepra e te non apri la bocca per maledire a Dio. Che fede, fratello. Che Dio possa dare a noi questa fede, quella certezza che dopo il tramonto c'è là un sole. Alleluia. Dopo le notti buie avrà un sole. Dopo la pioggia avrà la bonanza. Che possiamo avere questi cuori che ha avuto Giobbe. Ti rendi conto? Dio stesso ha dato testemunho di lui a Satana. Vede il mio servo Giobbe 2 volte. Dio ha dato testemunho di Giobbe. Ehi Satana, hai visto? Hai toccato nei suoi beni, hai toccato nei suoi figli. Lui ha blasfemato e Satana no. Pele per pele, osso per ossa. Tutto che uomo c'è, la vita, lui blasfemerà. E Dio ha dato. Tocca nella pelle, tocca nell'osso, ma nella vita no. E vediamo se lui blasfemerà. E Satana fu. E dice la parola di Dio che lui, un caco di telha, un sassolino, c'era la ulcera dai piedi, della pianta dei piedi, fino al suo capo.
E lui si grattava con quello lì. Ma lui diceva: benedito sia il nome del Signore. Benedito sia il suo santo nome. Nudo sono venuto e nudo tornerò. Lui mi ha dato e lui mi ha tolto. Bendito sia il suo santo nome. Dio conosce il nostro cuore. Dobbiamo essere gioiosi. Inganniamo uno fra gli altri, ma a Dio no. Siamo qua per cosa? Per servire a Dio. Amen? Siamo qua per servire a Dio. Bendito sia il nome del Signore. Lui ha dato, Lui ha tolto. Alleluia. E cosa Dio ha fatto Giobbe? È restituito lui tutto in doppio. La gloria che lui ce l'aveva in terra, lui ha guadagnato in doppio. L'onore che lui ce l'aveva in cielo, anche lì si è raddoppiato. 2 volte Satana ha tentato lui e 2 volte Dio ha dato a lui. Benedito sia il nome del Signore. Non lo so cosa voi passate in questa mattina, ma ricordatevi, dopo la pioggia c'è la bonanza. Siete firmi, siete saldi, perché Lui è degno di tutte le lodi. Amen? Alleluia. Dio è giusto, Dio è degno, che sia a Lui tutta la gloria e tutto l'onore del nostro cuore. Ma Gesù gli disse: lascia i morti che seppelliscono i loro morti, ma tu vada a annunziare la mia parola. Vada a annunziare il regno di Dio. Siamo in questo mondo, ma non siamo di qua. Siamo solo di passaggio. Moriremo, fratello. La vita è curta, è piccolina così. Siamo tutti qua maggiorenni. I bambini sono di là. Ricordatevi quando erano bambini? Ricordatevi della vostra giovanezza, delle vostre piccolezze. Non è passato così veloce? Anche la vita passerà così. È in un aprire e chiudere dell'occhio. Gesù ritornerà così. Serviamo a Lui con il cuore. Lasci il mondo, servire il proprio mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo di questo mondo. Abbiamo la vita eterna. Dopo il tramonto nostro c'è il sole. Saremo lì a gioire con Gesù per la eternità. Alleluia. E essere umano vive più o meno 75 anni e periscono. Ma dove va la nostra anima? Va in inferno o andrà in cielo? È meglio soffrire qua
o soffrire tutta nell'eternità all'inferno? È meglio soffrire qua, vero? Amém, fratelli? Servimos a Gesù con cuore, con gioia, con allegrezza, con giustizia, con onore. Alleluia. Dio è buono. Dio è buono. Presto tutto finirà. Moriremo. Andremo. Questo finirà. Moriremo e andremo a abitare con Gesù Cristo nella sua gloria. La dimora eterna, dove non avrà morte, luto, grido, nem dolore, non ci sarà più notte, oscurità, tenebre, né luna e né sole. Lo sai perché, fratelli? Perché la gloria di Dio illuminerà tutto continuamente. Alleluia! Jó sapeva di questa cosa. Lui conosceva Dio solo di sentire. Ma dopo che Dio ha messo lui in prova, Dio si è fatto davanti a lui. E lui ha detto: ora ti conosco personalmente. Alleluia. Conosciamo Dio personalmente, fratelli? Dobbiamo conoscere. Ascoltare la parola di Dio è buona, ma c'è la certezza di un Dio che vive e reina. È meglio. Soffriamo, piangiamo, ma piangiamo nella presenza di Dio. Il mondo piange, ma quando noi piangiamo c'è un Dio lassù che ti ascolta. Magari Lui non ti dà la risposta subito, ma fra 20 giorni arriverà un angelo e ti dirà: ho battagliato per te in cielo, affinché venivo in terra, ma oggi sono qua e ti porto a te la promessa di Dio. C'è un tempio per tutte le cose in questa terra. Ha una prova per ognuno di noi. C'è una prova per ognuno di noi. E saremo gioiosi di questa prova? O saremo rigettati da Gesù, da Dio? Passiamo questa prova con Dio? O passiamo questa prova blasfemando come il popolo di Israele in Egitto? C'è un popolo che ha visto più la mano di Dio come il popolo dell'Egitto? E 10 piaghe, il mar rosso si aprendo, acqua uscendo dalla roccia, fuoco di notte, manà di giorno, nuvole per proteggere del sole. Ma cosa hanno fatto loro? Hanno blasfemato di continuo. Passiamo le prove, ma passiamo zitti. Passiamo le prove, ma passiamo zitti, perché Dio è con noi. Se Gesù ha passato le prove, lì nella croce, prima della croce ha detto: Padre, se possibile, passa di me questi cálice. Ma comunque sia fatta la tua volontà. Alleluia! Nudo siamo usciti, fratelli, e nudo torneremo.
siamo solo cenere. Dio ha dato a noi l'anima, il suo spirito, ma questo corpo è cenere, è fango. Alleluia. E per finire, perché già è lontana la ora, già vicina la ora, leggiamo il versetto 61. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di mia casa. E per capire il versetto 61, dobbiamo leggere il versetto 62. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano nell'arato e poi guarda indietro è andato per il reino di Dio. Alleluia. Quando il nipote di Abramo, chiamato Lot, è andato a vivere nella città di Sodoma. Tutti noi conosciamo questa storia, no? E lui è andato a vivere nella città di Sodoma. E lui, quando gli angeli sono apparsi da lui era seduto davanti alla porta. Leggiamo Genesi 19, capitolo 1. Così finisco. Genesi 19, versetto 1. Ora, due angeli giunsero a Sodoma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma. Come le vide, si alzò per andare a incontro e si prostrò con faccia in terra. Amém? Lui si sedeva alla porta della città. In quel tempo, quelli che si sedeva alla porta della città erano i giudici, gli anziani che prendevano a decisioni e a negoziare. Ossia, Lot non era qualunque, lui era un giudice. Lui aveva un incarico importante. Lui era un leader. Aveva influenza nella città di Sodoma. E quando gli angeli annunciavano che Dio avrebbe di distruggere Sodoma e Gomorra, o anjo avverte Lot e la sua famiglia di non guardare indietro. Leggiamo Genesi un'altra volta. Genesi, capitolo 19, 24 fino a 26. Genesi 24 fino a 26. Allora Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fogo da parte dell'Eterno. Così ele distrusse quella città e tutta la piantura, tutti gli abitanti della città, quando cresceva sul solo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e è diventato una statua di sale. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano nell'arato può guardare indietro e è andato per il reino di Dio. Se siamo qua per servire a Dio, fratello, non possiamo guardare indietro. La moglie di Lot ha guardato indietro, è diventato una statua di sale.
E Dio qua dice così. Ma Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano su aratro e poi guarda indietro è adatto per il reino di Dio. Siete qua oggi, non avete la scelta più. È avanti o avanti? Se tornate indietro, fratelli, è morte, è pietra, è sale. Conosciamo la presenza di Dio, dobbiamo andare sempre avanti. Che in questa mattina, fratello, possiamo andare sempre avanti, senza guardare il mondo indietro, senza dire: ah, quello era buono, ah, il mio marito ce l'aveva un posto buono lì, ah, io ce l'avevo un lavoro buono. Non guardare, fratelli, indietro. Non ce l'abbiamo più scelta. Alleluia. Quelli che non guarda davanti non merita il reino di cielo. Non so io che sto dicendo, è Lui. Gli autori, consumatori della nostra fede. Guardate avanti. Non guardare indietro. Quello che è passato è passato. Io vedo. Cosa Stefano ha detto? Io vedo i cieli aperti. I sassi cadevano sui suoi capi. E lui guardava e vedeva. Io vedo i cieli aperti. Io vedo il mio Redentore. Paolo, combattuto un buon combate. Ho guardato la fede. Chi muore con Cristo non muore, ma vive eternamente. Alleluia. Siamo fratelli, per finire, perché le ore già avanzano. Fratelli Jonathan, per favore, vieni a fare la preghiera per finire. Amen. Che Dio porta tutti noi a casa, fratelli, con la speranza che dopo la pioggia c'è un sole e questo sole non spenge mai. Lui vive e reina da princípio alla fine. Dio è santo. Che possiamo essere santi come Lui. Siedeci i miei discepoli. Che possiamo essere discepoli di Gesù. In verità. In giustizia. In sincerità. Amém? Fratello Jonathan. All'unico è degno di ricevere l'onore e la gloria, la forza e il potere, all'unico inigualabile, eterno ma reale, invisibile, onoriamo a te, incoroniamo te, oh Re Gesù, incoroniamo te, oh Re Gesù,
ci arrendiamo ai tuoi piedi. Ci arrendiamo tutto il nostro cuore a te. Così come ho ricevuto il male, perché non così come ho ricevuto il bene, perché non ricevere anche il male, ha detto Giove. Questo è stato veramente l'uomo più saldo nella Bibbia che io abbia mai sentito. Nonostante quelli che hanno avuto tanta saggezza, ma questo è stato veramente incorruttibile. Come l'Apostolo ci dice Paolo parla ai Corinzi nel capitolo 15, nel versetto 58, dice: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è invano. Signore, te ci hai parlato questa mattina attraverso la tua parola, ci hai fatto istruire dal tuo servo, Signore. Noi siamo venuti qua perché abbiamo una sete, Signore, abbiamo un vuoto nel nostro cuore che soltanto te puoi riempire di continuo, Signore, nelle nostre vite. Abbiamo una grande necessità di te, Signore, di sentire la tua parola, Signore. Aiutaci a mantenerci sempre vicino a te, Signore, nella tua parola, nelle tue benedizioni, Signore, affinché possiamo andare avanti in questo mondo. Grazie per i fratelli, grazie per quelli che sono venuti, quelli che sono da lontano, Signore. Benedice il nostro pastore che è in viaggio, benedice la sua vita spirituale, fisicamente, Signore. Tutto quello che si svolgerà in questo giorno. Benedice, Signore, i nostri lavori, le nostre mani in questa settimana che verrà, Signore. Dacci una settimana molto benedetta nella tua presenza, Signore, e non dimenticare mai di te, Signore. Questo te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Martedì è il segno biblico, no? Sa che questa settimana c'è, vero? Il pastore non ha detto nulla, però mi sa che sì. Giovedì la sorella Paola dalle 9 fino a mezzogiorno sarà qua in chiesa. Mercoledì dalle 19 in poi. Amen. Giovedì la sorella Paola sarà qua questa mattina fino a mezzogiorno in preghiera. Chi può venire, venga. Venerdì non lo so se c'è con le donne, vero? Venerdì alle 5? Le 17? Venerdì alle 17 con le donne qua in chiesa. Anche gli uomini, se vuoi venire, puoi venire. Amen? Puoi venire, Sandro, non ti preoccupare. Amen? E sabato, pacco alimentare, vero, Nemes? Sabato non c'è pacco alimentare qua? Sabato non c'è pacco alimentare. E domenica prossima, come oggi. Amen? Vediamo in questa settimana, fratelli, ci sentiamo uni fra gli altri. Amen? Che Dio porta tutti noi a casa. In nome di Gesù Cristo. Amen.